Buongiorno, ben ritrovati in diretta per raccontarvi le notizie del territorio e torniamo in primo piano a parlare della tragedia avvenuta a Muggia in Friuli Venezia Giulia, dove una madre ha ucciso il figlio ed emergono sempre più delle notizie, dei fatti davvero terribili, come le parole della donna Olena Stasiuk nel 2018, proprio in piena battaglia per l'affidamento del figlio, parole che avrebbe detto ai servizi sociali: o Giovanni sta con me oppure uccido sia mio figlio che suo padre Paolo. Glielo leggo come è scritto: addosso la responsabilità degli eventi al signor Trame, verso il quale arriva a minacciare di ucciderlo, e quando l'educatrice la invita a riflettere, afferma che è disposta ad uccidere se stessa e il bambino buttandosi in mare. Afferma inoltre di non poter nemmeno pensare che ad occuparsi di Giovanni sia il padre, considerando l'intenso conflitto tra i due, che il crescere Giovanni in un clima di continua tensione potrebbe dar luogo a un lungo termine di provocargli dei danni. Ipotizza anche come soluzione il collocamento del bambino in un'altra famiglia. Questa è la relazione. Sono le frasi pronunciate da Olena Stasiuk e verbalizzate durante un incontro con i servizi sociali di Muggia nel luglio del 2018, a un anno dall'inizio del monitoraggio della condizione psichica della donna. In quell'incontro alla 55enne era stato comunicato che si stava valutando l'idoneità di lei e del padre per decidere sull'affido del figlio Giovanni. È quanto raccontato alla nostra emittente da Gigliola Bridda, all'epoca avvocato di Paolo Trame, il papà del bimbo di 9 anni trovato senza vita con la gola tagliata nell'abitazione della madre mercoledì sera in piazza Marconi a Muggia. La legale assisteva a Paolo Trame dal 2017, poco dopo l'abbandono della casa familiare da parte della madre, e il rapporto si era concluso consensualmente a fine agosto 2025. Io mi sono fatta veicolo delle preoccupazioni del papà. Più volte segnala la preoccupazione che si possa arrivare a questo esito, no? Nella nostra memoria, quando ci siamo costituiti nel giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio, abbiamo proprio scritto questo, abbiamo detto: questa volta il signor Trame non chiuderà alcun accordo, no? Così come aveva fatto nella separazione e nel divorzio, se non sarà chiaro quale sia l'effettivo stato di salute della donna. Quello che si teme è non solo per la salute psicofisica del minore, già fortemente segnato dall'anno trascorso con la madre e successivamente dal vederla in forma protetta, ma anche per la sua incolumità. Il signor Trame teme per l'incolumità del proprio figlio, lasciato solo con la madre. Troppi infatti accaduti in questi anni, troppe le esternazioni della donna, delle quali le ha dichiarato che se lei non avrà il bambino non ce l'avrà nemmeno il padre. Paolo Trame, il padre di Giovanni, è chiuso nel suo dolore dopo la morte del figlio ucciso dalla madre nell'abitazione, come avete sentito, a Muggia. Gli agenti di polizia hanno sentito la testimonianza dell'uomo al cancello di casa. Che la madre è stata seguita dal CSM fino al 2023. Ora, io dico, in tutta questa vicenda da ieri c'è un convitato di pietra che manca, ed è il CSM, no? Il centro di salute mentale, per intenderci, perché sarebbe da vedere lì anche le motivazioni per le quali si è deciso di non seguire più la madre. Così il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, dopo aver difeso l'operato dei servizi sociali del comune rivierasco, ha lanciato l'incognita rispetto all'operato del servizio di salute mentale, nello specifico il centro di Domio, sul caso di Olena Stasiuk, che ha ucciso il figlio di 9 anni tagliandogli la gola nel suo appartamento di piazza Marconi. A rispondere il direttore dell'area salute mentale di Asugi, Massimo Semenzin. È un percorso che è iniziato nel 2017, è stata visitata diverse volte al centro di salute mentale in seguito a una separazione dal marito probabilmente problematica, che ogni tanto si manifestava in questa signora con dei disturbi di carattere reattivo, soprattutto d'ansia, diciamo, da quel che io ho potuto leggere nella cartella clinica. Un percorso di 6 anni, dunque, fatto di assistenza psichiatrica e psicologica, innescato dalla segnalazione del Tribunale dei Minori, deputato a dirimere le controversie sull'affido di figli di coppie alle prese con separazioni difficili. Quindi nel 2023 la decisione è stata seguita fino al 2023,
e poi è stata concordata un'interruzione, non assumeva alcuna terapia farmacologica. Noi eravamo a disposizione qualora chiunque ci avesse avvertito che c'erano dei segnali di malessere, ma noi non siamo stati più avvertiti poi. Quindi la sospensione, diciamo così, di questo tipo di percorso è stata decisa perché la signora non manifestava più segnali di disagio? Esatto, è stata decisa per questo motivo, per motivi clinici non c'era più una necessità che fosse seguita. Infine, quanto a quella dichiarazione che Olina avrebbe reso ai servizi sociali nel 2018 minacciando di uccidere figlio e marito, che avrebbe ipotizzato idee omicidiarie, voi non avevate avuto conto? No, non eravamo a conoscenza di questo, non ne avevamo mai avuto notizia. Quello che avete sentito è il punto sulla situazione e la risposta del centro di salute mentale che seguiva la donna. Ora, come vi dicevo, il padre Paolo Trame si è chiuso nel dolore. Vediamo il servizio. Sono devastato, completamente devastato. Sono le parole che continua a ripetere Paolo Trame, padre di Giovanni, mentre parla con la nostra troupe al cancello della propria abitazione a Muggia, ricordando la morte del figlio, ucciso dalla madre nella serata di mercoledì. Nessuna intervista davanti alla telecamera, la sofferenza è troppa. Stamattina l'uomo ha ricevuto all'ingresso di casa gli agenti della Polizia di Stato, quelli accorsi sul luogo della tragedia. Per 20 minuti i poliziotti hanno ascoltato la testimonianza di Paolo, che ha ripercorso con dolore i difficili anni della separazione della moglie Olena. Ancora una volta dalle parole di Paolo si evince la drammaticità della situazione familiare. 2 anni fa il figlio aveva anche raccontato di essere stato stretto al collo dalla madre. Ha visto il padre? Ci ha già parlato? L'ho visto, sì, ho parlato un momento, comunque era chiuso nel suo, no? Non lo conoscevo? Sì, veniva qua, sì. Okay. Ragazzo tranquillo, educato e basta, altro non ho da dire. Dal fruttivendolo sotto casa, dove padre e figlio andavano spesso, ai vicini, in tanti sono stretti nel dolore. E poi la testimonianza di Gloria, l'ex insegnante delle scuole medie di Paolo Trame. I due sono molto legati. Io ho parlato con loro, col papà e col bambino, 4 giorni fa. Erano sereni. E cosa vuole che le dica? Io ho un dolore grande perché avevo il papà come alunno a scuola. È una creatura dolce, un bravo ragazzo, ha tirato su questo bambino con amore veramente, il bambino era ben educato. È stata una tragedia che mi ha sconvolto. Ho lasciato il mio numero di telefono al papà, mi deve aver chiamato la sera della tragedia, so che mi è suonato il telefono verso le 11:15 perché gli avevo detto qualsiasi bisogno chiamami. Ho letto sul telefonino Paolo Trame, cioè il nome del papà, ho detto ma sicuro è scattato il telefono perché non si telefona a quest'ora, non sapevo ancora che era successa sta storia, no? E difatti ieri mattina sono stata a trovarlo, il papà era abbastanza tranquillo, sereno, non voleva che la stampa entrasse a casa sua. L'ho abbracciato, gli ho detto Paolo qualsiasi bisogno mi telefoni, insomma. Ed ora torniamo nel nostro territorio in Veneto, andiamo subito a Vicenza per un fatto di cronaca, banditi che hanno fatto irruzione in una farmacia di Cabalbi e poi sono scappati con l'incasso. Per noi sul posto il nostro Daniele Garbine e Simone Squarcina. Daniele, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Si conferma, siamo stati a Cabalbi, siamo alla farmacia Cappellotto, con me il dottor Dino, buongiorno. Buongiorno. Ecco, diciamo subito che è stata quella che stavi anticipando, una rapina a mano armata con una pistola. È successo giovedì poco prima delle 6, prima delle 18, un orario anche inconsueto, so ci racconterà bene il dottor Dino. Insomma, 2 uomini sono entrati con una pistola, proprio in questo momento il collega sta inquadrando la porta da dove insomma sono entrati, dove uno si è piazzato e l'altro invece ha raggiunto i suoi colleghi al bancone. Ecco, come è andata esattamente? Allora, sono entrate 2 persone, una si è fermata all'entrata mentre l'altra è andata diretta alle casse della farmacia, aprendo le casse e dando qualche spintone con la pistola sempre puntata, e hanno razziato quello che c'era in cassa. E mentre la persona che faceva da palo all'entrata, bloccando le porte con il portaombrelli lì, faceva entrare i clienti. Insomma, uno era già qui, è stato fatto stendere
e una ragazza è entrata e titubante, invece il rapinatore che era alla porta appunto l'ha fatta, l'ha spinta verso l'interno della farmacia. L'atteggiamento qual era? Di freddezza? Erano italiani? Erano stranieri? Allora guardi, a noi sembrava avessero un accento dell'est, uno dei due sicuramente, e molto tranquilli, sempre con le pistole puntate verso i colleghi a banco. E niente, sono andati alle casse, hanno preso quello che hanno trovato, poi hanno fatto era l'importo? circa 1 migliaio, poco più di euro. Anche perché ultimamente non ci sono tanti. No, ci sono molti meno contanti, perché la gente ormai paga con i POS e con le carte di credito. Ha avuto paura della sua vita? Com'è stata quei momenti? Beh, sicuramente non piacevole, più che altro per i colleghi al banco che si sono trovati faccia a faccia per più di qualche minuto con il rapinatore. Dura, perché comunque non è facile, sei sempre lì sul chi va là, chi entra, chi esce, poi adesso col buio e con il cantiere le cose insomma non sono molto piacevoli. È durata pochissimo, tempo brillante, anche l'intervento delle forze dell'ordine. Allora, un grazie a loro, perché da quando li abbiamo chiamati in 2 minuti secchi sono arrivati e ci hanno anche supportato a livello morale, perché eravamo abbastanza scossi. E 2 minuti sono arrivati, hanno fatto i rilievi, hanno sentito i clienti che erano in farmacia e ecco. Ecco, la rabbia è che purtroppo non è un fatto nuovo per voi, questo è quell'episodio numero 9, diciamo così. Questo tra furti, rapine, mano armate, spaccate, siamo a 9. Ecco, quindi un brutto record, un record negativo, però la periferia è questa, vie di fuga e quindi ecco, alle 6 di sera dopo, scusi, insomma è un orario abbastanza inusuale. Ecco, voi avete reagito in maniera fredda, avete risposto, questo fa rabbia pensare di dover dare il proprio incasso. In questo momento c'è ancora caccia all'uomo, diciamo. Sì, in quel momento non vedi l'ora che escano, anche per l'incolumità comunque dei colleghi e dei clienti soprattutto che sono dentro la farmacia. Non ci si pensa neanche un momento, in quel momento, a reagire, dopo sì ti vengono i nervi però. Ecco. In compenso avete le telecamere, quindi voi contate, erano a volto mascherato, diciamo? Allora, erano travisati tutti e due, con delle sciarpe, dei cappelli di lana, con i guanti di lattice, penso, o di pelle. E ecco, sono entrati e hanno fatto quello che si erano prefissati di fare. Nonostante questa fosse la farmacia delle forze dell'ordine? Beh, insomma, sono orgogliosamente dire che vengono parecchi ragazzi sia della questura che dei carabinieri, per me è una gran gioia. Speriamo allora che veda da buon fine anche queste, che in qualche modo vengano scoperte. Ma la cosa importante è che nessuno si sia fatto male, ecco. Quella è la cosa più importante. Tanto grazie, allora arrivederci, noi seguiremo. Ecco. Da Vicenza al momento è tutto, a voi la linea. Grazie davvero a Daniele Garbino e noi rimaniamo con la cronaca nel Vicentino, andiamo a Brendola con una scia di furti in abitazioni e cittadini che fanno parte dei gruppi di controllo di vicinato, si organizzano per le passeggiate serali. Ondata di furti in abitazione che non si placa nel territorio vicentino. A Brendola si registrano 5 furti e un tentativo in 2 mesi, al punto che i cittadini già organizzati con il controllo di vicinato pensano di mettere in campo passeggiate serali con le forze dell'ordine proprio al fine di presidiare il territorio. Abbiamo fatto nell'ultimo mese un incontro con i coordinatori del controllo di vicinato e partiremo a breve in collaborazione con le forze dell'ordine, quindi quando le forze dell'ordine saranno informate, daranno l'ok per tutta questa cosa qua, daremo un giubbino, carta di frangente con scritto controllo di vicinato Comune di Brendola, e nelle sere questi cittadini potranno fare una passeggiata serale in cui terranno sotto controllo nel miglior modo le loro vie dove c'è il controllo di vicinato. Si tratta di 130 cittadini organizzati in 6 gruppi del controllo di vicinato dislocati in vari quartieri del centro cittadino. Abbiamo 130 famiglie, 20 vie e 6 gruppi di controllo di vicinato, e da quello che ho capito nei prossimi mesi ci saranno anche ulteriori vie che si metteranno in movimento. Quindi l'obiettivo nostro è quello di arrivare fra qualche mese a 150 famiglie, vuol dire 150 famiglie, teniamo conto che siano quasi 300, quasi 400 persone che tengono controllo le 2 principali zone, che sono il centro di Vo di Brendola e il centro di Brendola, quindi il centro e la frazione più grande.
Poi vediamo se riusciamo a farle partire anche in altre zone più disperse, però insomma là la questione è un po' più complessa. Prima che venissero istituiti i controlli di vicinato la situazione era diversa, di furti in abitazione ce n'erano quasi il doppio, rileva il primo cittadino, sintomo che il tam tam sulla chat dei vari gruppi che permette di allertare le forze dell'ordine e di conseguenza il loro intervento immediato ha dato i frutti sperati. Abbiamo visto che partendo dalla base i risultati ci sono, è da 2 anni ormai che c'è questo controllo di vicinato e posso dire che la collaborazione tra forze dell'ordine, amministrazione e cittadini qui a Brendola sta funzionando. Continuiamo a parlare di furti, ma ci spostiamo a Cittadella con i residenti esasperati e preoccupati, pronti anche a misure estreme. Non c'è più padrone di niente. Mi sono informato, mi compro una pistola, il primo che capita qua dentro, senza il mio consenso, gli sparo. La gente è esasperata, non ne può più dei continui furti in abitazione che stanno mettendo in ginocchio tutto il territorio, dal Bassanese all'Alta Padovana, un'area vasta presa di mira dai malviventi che stanno seminando paura tra i residenti, paura come quella provata da una donna che mentre si trovava nel salotto del suo appartamento, siamo in via Generale Giardino nella zona est di Borgo Bassano a Cittadella, ha sentito rumori provenire dalla camera da letto dove i ladri erano riusciti a entrare forzando una finestra sul retro. La proprietaria è rimasta bloccata dal terrore, non ha neanche avuto la forza di urlare come ci ha raccontato fuori da telecamere e microfono, ancora sotto shock, le gambe che le tremavano. Una manciata di minuti e tutto è finito, ma quello che non è finito per questa donna è il senso di debolezza provato, il sentirsi totalmente insicura anche tra le 4 mura domestiche. La gente non ne può più, dobbiamo difenderci da soli, ci dicono. E continua, se non fermiamo questa roba qua è un disastro. Perciò che si dia, metti le mani sulla coscienza qualsiasi persona, che sia una roba impressionante. Qua bisogna agire in qualche modo, basta parlarne, bisogna agire. O si prende in mano la severità, la punizione come si deve, perché senza punizione non c'è educazione, non c'è nessuna educazione. Un continuo stato di tensione e allerta, il timore di vedersi svaligiata la casa da queste persone senza alcuno scrupolo, di trovarseli davanti e provare a metterli in fuga, come è successo ad alcuni residenti, sempre in Borgo Bassano. Hanno scavalcato qui, hanno saltato e sono andati lungo quella stradina, in fondo al cancello in fondo, perché è chiusa quella strada. Poi li abbiamo persi, c'erano qui i carabinieri. Comunque sono entrati anche nella sua proprietà? Sì, hanno scavalcato qui la rete, hanno scavalcato il cancello e sono andati via. Ho visto 2 persone incappucciate con un passamontagna da moto e ho gridato un po', sono scappati e basta. E c'è paura? Paura c'è, d'altra parte se ne sentono tante e quindi un po' di preoccupazione c'è. Fa pensare che i tempi stanno cambiando. Furti ma anche incidenti stradali, ci spostiamo nel Trevigiano dove ci sono stati davvero diversi incidenti, 6 feriti, 2 persone gravi, ce ne parla da Povegliano la nostra Elena Dal Forno insieme a Michele Zanetti. Elena, buongiorno. Sì, buongiorno a te Daniela e buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta, dalla parte tecnica Michele Zanetti, con me il sindaco di Povegliano Nicola Collavo. Facciamo prima, sindaco, il punto sugli incidenti della notte e poi facciamo 2 parole. Innanzitutto dove mi trovo? Mi trovo a Povegliano, dove anche qua alle 4 di notte una macchina è sbandata dalla curva ed è entrata nella casa di questi due residenti e ha letteralmente sfondato il muro, che adesso Michele vi farà vedere, ha divelto il radiatore e per fortuna le conseguenze non sembrano gravi, però dopo ascolteremo proprio il sindaco su questo. Comunque ha sbandato in curva e appunto pare che la velocità fosse piuttosto elevata perché diciamo per arrivare dalla curva fino al muretto di casa insomma ci sono buoni 50 metri e quindi probabilmente anche qui la velocità sarà un fattore. Comunque ricordiamo che cosa è successo questa notte. All'1:20 a Castelcucco in via Vallorgana una Golf con 3 giovani a bordo
si è schiantata, è uscita di strada autonomamente, si è schiantata contro un muro di recinzione anche qui di un'abitazione. Abbiamo un 25enne di Asolo che era al volante in condizioni molto gravi, così come il 16enne che è stato sbalzato dall'abitacolo. In condizioni meno gravi entrambi sono al Cafoncello di Treviso, in condizioni meno gravi il 20enne che era sul sedile posteriore della Golf, in un primo momento portato a Montebelluna e poi portato a Treviso, probabilmente appunto per aggravarsi delle condizioni. Altro incidente molto grave alle 7:20 di questa mattina a Biadene, a Montebelluna, lungo la via Feltrina Nuova, un impatto tra due auto, si sono scontrate frontalmente, uno dei mezzi è finito nel fossato che costeggia la strada e abbiamo una 19enne molto grave. Lei è stata trasportata, elitrasportata, quindi col suo M118 a Treviso, e abbiamo invece anche qui un 25enne ferito più lieve portato in ambulanza a Montebelluna. Qui appunto a Povegliano nella notte, alle 4 di notte, i signori sono stati svegliati da un boato fragoroso e pensavano che fosse caduto qualcosa o che fossero entrati ladri. Poi la signora si è affacciata dal balcone, ci ha raccontato e ha visto una macchina infilata nel muro di casa. Ecco, sindaco, è sempre un problema enorme questo della velocità che sembra apparente in questo caso. Che cosa possiamo dire? Noi abbiamo in tutte e tre le frazioni 3 provinciali, purtroppo tutte e 3 dritte, quindi la gente tende a correre e il problema della velocità è veramente sentito. Per fortuna in questo caso l'autista sembra non aver avuto grossi problemi, anche qui gli abitanti della casa non hanno avuto problemi se non danni ingenti, quindi diciamo che è andata abbastanza bene perché non ci è scappato il morto. Il problema della velocità è veramente rilevante, è un problema sentito da tantissimi colleghi sindaci, i cittadini ci chiedono continuamente di intervenire, purtroppo noi non abbiamo armi, il codice della strada non ci permette di mettere i semafori intelligenti nelle provinciali, non ci permette di mettere i ralentatori nelle provinciali e non possiamo più nemmeno utilizzare gli autovelox come deterrenti, quindi veramente non abbiamo armi per poter combattere un problema enorme che è quello della velocità stradale e degli incidenti che capitano per la velocità. Ecco, tutto questo, Daniela, proprio a ridosso della giornata per ricordare le vittime della strada, che sarà appunto domani. Stasera a Castelfranco una fiaccolata, domani a Treviso una pedalata della FIAB metterà delle ghost bike, delle bici bianche lì dove sono caduti dei ciclisti investiti appunto da auto. Ecco, sindaco, il problema degli autovelox sembra non sbloccarsi mai in effetti. Sembra non sbloccarsi mai, non capiamo se è un problema burocratico o tecnico, sicuramente avremo grande bisogno di averli, non per fare cassa come dice qualcuno, ma veramente per poter utilizzarli come deterrente e imporre alla gente di rispettare i limiti. Purtroppo i cartelli stradali col 30 all'ora non sono più sufficienti, ne abbiamo in parecchie zone, ma non vengono letti, dobbiamo essere più incisivi per risolvere questo problema che è veramente un dramma e nei nostri paesi piccoli che sono cresciuti e che si trovano all'interno delle strade provinciali dove prima c'erano delle strade molto più piccole con un traffico veicolare importante, di gente che corre e quindi di pericolo che aumenta. Ecco Daniela, allora ricordiamo questa sera a Castelfranco la fiaccolata per ricordare le vittime della strada, domani pedalata alle ore 10 da Porta San Tommaso. Per chi vuole partecipare la pedalata è aperta a tutti, quindi basta insomma arrivare nel luogo e seguire il corteo. Ricordiamo 3 incidenti stradali con 6 feriti di cui 3 gravi. Daremo poi conto nei telegiornali della sera di tutti gli aggiornamenti. Ti restituisco la linea. Grazie davvero a Elena Dal Forno e Michele Zanette per la parte tecnica. Noi prima abbiamo parlato di un assalto ad una farmacia a Vicenza, ora invece andiamo a Venezia dove c'è stata una spaccata a Rialto e rubati orologi per 20.000 euro. Ce le parla la nostra Edi Kaliman, che la vedo già sullo schermo. Edi, buongiorno. Daniela, buongiorno a te e ai telespettatori. Ci troviamo in Calle delle Bande, nel quartiere di San Lio a Venezia, a pochi minuti a piedi da Rialto. Tommaso Migotto vi sta inquadrando questa calle che si riempie di turisti durante il giorno, durante la notte invece è completamente deserta, tanto che 2 sere fa dei malviventi hanno preso un posacenere della Veritas che vengono installati fuori dai locali e l'hanno utilizzato contro ariete
come ariete per sfondare insomma questa vetrina antisfondamento. Il proprietario del negozio Santi, negozio storico di Venezia, Cristiano Moschini, incisore di professione da 3 generazioni. Vi siete trovati con questa sorpresa? Questa bella sorpresa è una chiamata alle 2 di notte dal vigilantes della sorveglianza e niente, sono corso giù a vedere questo in un quarto d'ora da casa mia e ho trovato la pattuglia dei carabinieri che appunto stava già facendo i rilievi di quello che era successo e praticamente hanno sfondato, mirato la vetrina dove erano presenti gli orologi per far razzia di una 50-60 di modelli e hanno portato via quelli e niente, ed è purtroppo un qualcosa che si sta ripetendo con una frequenza troppo stretta a Venezia, cosa a cui non eravamo assolutamente abituati. Diceva che qualche anno fa Venezia la percepiva, lei da veneziano doc, come isola felice, adesso non lo è più. Assolutamente, noi eravamo in una specie di paradiso, in una bolla che non aveva riscontro, si girava tranquilli per strada di notte, qualsiasi uomo, donna, ragazzi, non c'era problema, negozianti, io sono qui dal 1968 e lavoro dal 1980 e non ho mai subito furti, cose di questo genere, ma anche abbiamo vissuto in maniera assolutamente tranquilla la città. Negli ultimi anni le cose sono cambiate profondamente e in effetti adesso c'è questa insicurezza che è la cosa più brutta, non dico paura magari la sera potrebbe essere girare per la città, in una città semideserta e poco controllata, può essere un problema, ma soprattutto questa insicurezza di questa essere in balia di eventi occasionali di questo tipo. Abbiamo trovata qui in negozio a fare i conti dei danni che ha subito. Esatto, devo andare a fare la denuncia ai carabinieri, cerco di farla nel modo più dettagliato possibile nella speranza che possa essere di utilità. Per noi sono 20.000 euro di merce circa che sono stati portati via, più il danno della vetrina antisfondamento che sarà da rifare in settimana e il fatto di essere così in questa condizione in attesa di poter riprendere la vita normale, cosa che in questo periodo sicuramente non ci voleva, diciamo. Quello che lei pensa è che non siano bande organizzate ma degli sbandati? L'apparenza è che siano legati a un ambiente della droga o che, perché la tipologia dei furti, queste cose veramente improvvisate fa pensare a quello, gente che va o alla ricerca di un fondo cassa da portare via o come nel mio caso peggio dove addirittura ti vanno a sfondare una vetrina, ma ripeto, la mio non è un negozio che possa avere un interesse dal punto di vista economico così elevato, proprio si accontentano di qualsiasi cosa facile da smerciare che gli permetta di avere soldi immediati. Questa è la sensazione. Cristiano, grazie. Con noi è arrivato anche Andrea Rizzo, vicepresidente di Ascommercio di Venezia, che ci racconta di questo fenomeno che è in crescita e sempre più frequente nell'ultimo mese, peraltro. Esatto, noi siamo da Confcommercio e i nostri associati ci telefonano continuamente che c'è questa situazione un po' grave, si è concentrato questo mesetto, diciamo, con spaccate sia non solo qui dove c'è il signore qui, ma anche a Giudecca, anche nella zona di Rialto, gelaterie o ristoranti e altri tipi di negozi, quindi non è una realtà solo di questa zona qua, di tutta Venezia. E siamo un po' preoccupati perché ci sono pochi controlli. Purtroppo Venezia è fatta un po' particolare, unica al mondo, d'accordo, ma qua di notte ci sono questi sbandati che fanno furti così veloci, spaccano, e fuggono e quindi poi se li prendono, non so, poi se li tengono e quindi c'è una preoccupazione in atto, tutti i commercianti, tutti i settori, e quello è il problema. E quindi quello che voi chiedete è maggior controllo, maggiori controlli, specialmente nelle zone notturne, sì, nei tempi notturni di notte così, o dei presidi fissi in centro, trovare una soluzione, ecco, perché qua si aggrava la situazione. Il discorso è questo, 2 o 3 anni fa capitava una volta all'anno, qua negli ultimi mesi c'è un continuo spacca vetrine e quindi c'è preoccupazione proprio dei commercianti. Allora è difficile un po' lavorare adesso in questa città qua. Speriamo che ci siano più controlli e più sicurezza, ecco, da parte di tutti, sia della popolazione sia per i commercianti.
Andrea Rizzo, grazie anche a Cristiano Moschini, titolare del negozio Santi. Daniela, se non hai domande con Tommaso Migot, questa la situazione da Venezia, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Edi Kaleman, grazie anche a Tommaso Migot. Noi continuiamo con la cronaca e parliamo del femminicidio di Giulia Cecchettin con l'udienza nell'aula bunker di Mestre. Ora la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta è diventata definitiva, situazione singolare l'ha definita il presidente della Corte. Con sentenza di data 3/12/24, la Corte d'Assise di Venezia ha condannato alla pena dell'ergastolo e alle pertinenti pene accessorie Turetta Filippo, detenuto per questa causa dal 18/11/23, presente, difeso di fiducia, dichiarandolo responsabile dell'omicidio di Giulia Cecchettin. In data 30/10/25 l'imputato ha comunicato la propria rinuncia a presenziare all'udienza fissata avanti alla Corte. In data 6/11/25 la Procura Generale ha dichiarato di rinunciare all'appello della parte pubblica. Il processo a carico di Filippo Turetta per aver ucciso Giulia Cecchettin è finito con la condanna all'ergastolo. La breve udienza si è svolta nell'aula bunker di Mestre, dove l'imputato non era presente, di fronte alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, che alle 10:38 ha reso nota la presa d'atto della rinuncia dei ricorsi presentati dalla difesa dell'imputato prima e dalla Procura Generale poi. La condanna di primo grado passa dunque in giudicato con il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, non di crudeltà e stalking, e Turetta, in aula rappresentato dai sostituti dei legali Caruso e Cornaviera, resterà in carcere per scontare la pena. Una situazione singolare l'ha definita il presidente della Corte, Michele Medici, un caso unico, il legale di Gino Cecchettin, nemmeno lui presente in aula come il resto dei familiari. Credo che sia proprio unico come caso, una situazione unica. Io non ne ricordo un caso di un imputato che non fece l'appello contro una sentenza di ergastolo, ma non mi ricordo casi in cui l'imputato abbia rinunciato all'appello una volta proposto. Non lo so, quello che ha motivato l'imputato a questo non è compito mio pensarci, una mia idea ovviamente me la sono fatta, ma la tengo per me. È una scelta sua che va anche rispettata, perché è pur sempre un diritto dell'imputato, i diritti si esercitano e non si commentano. Una sentenza che il legale di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, sostiene porti a riconoscere il movente di genere. Io ritengo che la Corte di fatto ha riconosciuto il cosiddetto movente di genere, cioè questi uomini spesso uccidono perché vogliono punire l'insubordinazione della donna che non risponde più alle proprie aspettative, e questa è stata una grande apertura, una spinta moderna, e io mi auguro che da questo momento in poi l'aggravante dei futili motivi, dei motivi abietti e futili, la Corte parla di motivi spregevoli, possa essere riconosciuta. Una sentenza che arriva a 2 anni dalla morte di Giulia, quando in questo periodo ancora la si cercava con la speranza di salvarla. Ricordo molto bene quella settimana che passammo a casa Cecchettin, fu surreale tutto quello che ne conseguì e tutta la storia così assurda che abbiamo vissuto, che hanno vissuto loro in famiglia in primo luogo, e quindi questi giorni sono veramente particolari. Ma Gino ci sta dando una lezione di vita, di civiltà incredibile, e questo è l'impegno. Anche per questo è bene che oggi si concluda questa storia, perché l'impegno adesso deve essere quello del cambio culturale, che è epocale nella mia idea, nel senso che siamo veramente distanti anni luce da quello che è una possibile svolta. Ed ora ci fermiamo, una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo nuovamente qui in studio. Rieccoci nuovamente in studio, ora parliamo di influenza o sindromi influenzali, parliamo di Covid, tanti cittadini che sono a letto in questo periodo. Lo facciamo con Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Direttore, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti, buongiorno. Direttore, insomma, non è arrivata proprio l'influenza, però sindromi influenzali ci sono e anche tanti casi di Covid.
Sì, assolutamente sì. Abbiamo già oggi, oltre rispetto alla settimana scorsa, 22 persone ricoverate per sindrome influenzale o parainfluenzale. Sono 164 ricoverati, quindi molti, tutte persone fragili, persone che hanno ovviamente altre patologie, entrano magari in pronto soccorso per altre patologie, per insufficienza respiratoria, eccetera, e poi ci accorgiamo, ovviamente facendo i tamponi, che hanno invece di virus influenzali o parainfluenzali. La stessa cosa vale per il Covid, dove noi troviamo che sempre i ricoveri dal pronto soccorso oppure direttamente da casa con l'ambulanza, facciamo i tamponi come di solito lo facciamo quando ci sono ricoveri o comunque sindrome respiratorie, e abbiamo trovato 27 persone che sono positive al Covid. Quindi voglio dire, è un periodo che sicuramente andrà aggravandosi verso dicembre, metà dicembre, ma comunque che può essere, ecco, come dire, ridotto, e quindi ridotto la sindrome influenzale, ridotto il Covid facendo le vaccinazioni. Ecco, fra l'altro vaccinazioni che sono già partite un po' dappertutto, quindi sono assolutamente consigliate. Sì, siamo partiti molto prima quest'anno, perché come la Regione Veneto, come il Ministero della Salute, hanno i cosiddetti medici sentinella che sono sparsi nel territorio nazionale ma anche in tutta Europa, i quali avvertono ovviamente quando i primi segnali, i primi pazienti vanno da loro o in ambulatorio oppure in ospedale e vengono qualificati come influenza, per cui abbiamo avuto segnali molto prima e quindi abbiamo anticipato le vaccinazioni. Ecco, Ecco, direttore, l'apice però dell'influenza deve ancora arrivare. Si pensa intorno a cosa? Fine dicembre, i primi di gennaio, come forse quasi ogni anno? Sì. Diciamo che il picco influenzale quest'anno anticipa un attimo e lo avremo chiaramente verso il 20 di dicembre, però dopo la coda continuerà anche fino a metà di gennaio. Ecco, i sintomi, ne parlavamo anche insomma poco tempo fa, i sintomi tra l'influenza e il Covid sono abbastanza similari? Sì, sono molto simili perché chiaramente tutti e due danno sintomatologia legata all'apparato respiratorio, quindi tosse, mal di gola, febbre, febbricola e chiaramente tosse secca o tosse anche con muco. La differenza sostanziale, che possiamo dire, è la puntata febbrile, che è molto più alta, sicuramente più alta con la sindrome influenzale. Direttore, io la ringrazio, grazie davvero. Grazie a voi, grazie a lei e buona giornata. Grazie anche a lei, buon sabato, grazie. Noi andiamo avanti e torniamo a Venezia. Con un anno siamo dalla cattura e incarcerazione di Alberto Trentini, cooperante veneziano in carcere dal 15 novembre del 2024. Continui gli appelli della madre Armanda affinché venga liberato. Prelevato a un posto di blocco e arrestato il 15 novembre 2024. Da allora Alberto Trentini, cooperante umanitario del Lido di Venezia, si trova in carcere in Venezuela, nella prigione di El Rodeo, nei pressi della capitale Caracas. In questi 365 giorni nessun capo di imputazione che ne giustificasse l'arresto. Imprigionato molto probabilmente solo come ostaggio politico. Soltanto a fine luglio, 9 mesi dopo la cattura, è stato nominato un inviato speciale per i detenuti politici in Venezuela. Laureato in storia a Ca' Foscari, un master in assistenza a Liverpool e in sanificazione dell'acqua a Leeds. Decine di esperienze sul campo, dall'Ecuador all'Etiopia fino a Nepal e Paraguay. Trentini era in Venezuela da ottobre 2024, coordinatore di una ONG francese dedita agli aiuti alle persone con disabilità. In un anno solo 3 brevi chiamate alla famiglia, in cui Trentini ha voluto rassicurare sulle sue condizioni di salute, raccontando anche di aver smesso di fumare, chiesto come stava il padre e premurato di non muovere la sua auto perché la revisione è scaduta. Impegno costante da parte dell'avvocata Alessandra Ballerini e quello della madre Armanda Colusso Trentini. Si deve parlare di mio figlio, come si è fatto per altri italiani che fortunatamente, grazie anche al clamore mediatico, hanno fatto il ritorno a casa. Vi prego, non stancatevi di parlare di Alberto.
finché non me lo porteranno a casa. Appelli affinché vengano smosse coscienze e soprattutto la politica, perché nei confronti del governo venezuelano di Nicolás Maduro non si rimanga silenti, si tratti e si contratti per riportare a casa Alberto. Dalle colonne di Repubblica, la madre Armanda: Alberto ha dedicato la sua vita agli altri, ora è lui ad aver bisogno di voi. Scrivetene, parlatene, insistete perché chi deve decidere lo faccia senza più tentennamenti. E continuiamo con la cronaca da Padova. Dopo il risarcimento del danno, accuse più lievi all'ex prefetto di Padova Francesco Messina. Cambia il capo di imputazione. Il 19 dicembre si torna davanti al giudice per l'udienza preliminare. Cambiato il capo d'accusa da peculato a peculato d'uso e all'indebito utilizzo degli agenti di pubblica sicurezza. Il giudice per l'udienza preliminare, Laura Alcaro, ha modificato il capo di imputazione nei confronti dell'ex prefetto Francesco Messina durante l'udienza, che doveva decidere sul suo possibile rinvio a giudizio nell'ambito dell'inchiesta che gli contesta l'uso per scopi personali dell'auto di servizio degli autisti. Un'imputazione più leggera sulla quale potrebbe aver influito la decisione dell'ex prefetto Messina di risarcire lo Stato con il pagamento di 6.600 euro, sia la stima del danno erariale dovuto all'abuso dell'utilizzo delle auto blu che gli veniva contestato. Il giudice ora con questa nuova formulazione dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio il prossimo 19 dicembre. All'ex prefetto Messina, in carica da luglio del 2023 a settembre del 2024 a Padova, vengono contestati una cinquantina di episodi di uso illegittimo per interessi personali della macchina di servizio degli autisti, ovvero i poliziotti in forza alla questura di Padova. La decisione di risarcire lo Stato, aveva spiegato nei giorni scorsi il legale di Messina, non era una missione di responsabilità ma un alto senso delle istituzioni. Tenta di fuggire dalla polizia dopo una rapina in un negozio del centro di Padova, arrestato un 38enne marocchino. Ha spintonato e aggredito l'addetto alla sicurezza di un negozio di abbigliamento in piazzetta Pedrocchi, in pieno centro, poi abbandonando l'area furtiva è scappato, ma è stato individuato poco dopo dalla polizia. Attimi concitati quelli vissuti ieri sera a Padova. 2 uomini, poco prima dell'orario di chiusura del negozio, sono entrati e uno di loro ha cercato di nascondere un cappotto dentro una busta di carta. Scoperto dal vigilante, si è cercato di aggredirlo e nella colluttazione l'addetto alla sicurezza gli ha strappato borsa e zainetto. La polizia, che stava passando da quelle parti, ha individuato il ladro poco lontano in via Altinate, grazie alla descrizione dei testimoni. Si tratta di un 38enne marocchino già noto alle forze dell'ordine per spaccio e resistenza pubblico ufficiale. Lo straniero è stato arrestato per il reato di rapina impropria e denunciato per aver violato l'ordine del questore di lasciare il paese. Nello zaino recuperato dal vigilante è stata ritrovata altra refurtiva, capi di abbigliamento per un valore di 1.000 euro. Ed ora torniamo a parlare di Massimo Zen. A Cittadella gli amici hanno organizzato una giornata particolare nell'area che lui stesso aveva costituito prima del carcere. Vediamo di cosa si tratta. CrossFit Day a Cittadella, ci troviamo in compagnia di Massimo Zen e della moglie Franca Berto. Massimo Zen, quante cose sono cambiate da quel rilascio? Cambiato che sono tornato a casa, e quella è la cosa più importante. Però ho ritrovato tanti amici, la vita quotidiana, per cui devo ricominciare, devo ripartire pian pianino, riprendere la salute, però cambiate nel vero senso della parola poche, fortunatamente. Tra l'altro lei ha iniziato anche a lavorare al canile di Presina di Piazzola sul Brenta. Questo invito che le era stato lanciato dal titolare, insomma, lei l'ha colto in pieno, anche perché lei ben conosce quella struttura. Sì, la conoscevo, portavamo là il mangime o coperte quando potevamo, però la conoscevo e quindi quando me l'hanno proposto ho detto sì, a occhi chiusi. Senta, che cosa prova dopo la grazia, dopo essere tornato a casa, il riprendersi in mano la sua vita? C'è un certo rammarico, c'è una certa rabbia in lei per quello che è successo? C'è e rimarrà nel tempo, perché non è una cosa semplice da cancellare, poi il tempo giudicherà quello che è successo, perché è successo e come è successo. Sarà il tempo a giudicare
il resto della vita e delle giornate. Franca Berto, ricominciate a vivere, ricominciate anche a riappropriarvi delle vostre passioni. Certo, le passioni rimangono sempre, sono state tenute un po' assopite anche perché il periodo che lui non c'era, diciamo, era un po' doloroso calcare certe passioni senza di lui. Quindi grazie anche agli amici appunto dello sport questo campo è rimasto aperto. Per me era doloroso venirci qua perché voleva dire prendere ogni volta coscienza che lui non poteva essere qua in questo campo, perché quando uno entra in carcere lascia tutto fuori, famiglia, amici e anche i propri animali domestici. Cosa si sentirebbe di dire proprio a questo governo, a questo Stato? Di rivedere un po' il codice penale su certe cose, il codice penitenziario e di decidere quale linea seguire per avere una linea uguale in tutti i carceri, perché ogni carcere è gestito da un direttore, giustamente, però se c'è un governo, a parere mio, dovrebbe essere un po' più presente su questa cosa, visto che c'è un governo che deve decidere, quindi dovrebbe essere un po' più presente. Poi non sono io che posso giudicare queste cose, c'è gente pagata per fare queste cose, quindi non posso dirlo io. Ed ora torniamo a parlare invece di una vicenda che aveva davvero scosso tutti i cittadini. Parliamo della tragedia del Natisone. Lunedì inizia il processo, nel frattempo è arrivata anche la costituzione di parte civile per il processo che inizierà il 2 dicembre a carico dei Vigili del Fuoco. Lunedì 17 novembre è il giorno del via al processo per la tragedia del Natisone, in cui morirono Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar. Davanti al giudice Mauro Qualizza comparirà Michele Nonino, l'infermiere della Sores, difeso dall'avvocato Maurizio Miculan, accusato di omicidio plurimo perché mediante condotte colpose concorrenti per imperizia e o negligenza causava la morte dei 3 ragazzi. Nel suo specifico di non essersi attivato affinché fosse tempestivamente inviato su Premariacco Beach l'elicottero doppio India, che sarebbe stato in grado di tirare fuori i ragazzi dal fiume in piena. L'elicottero arrivò 3 minuti dopo che erano stati travolti dalla corrente e trascinati verso la morte e un'attesa di 40 minuti dalle 13:29, orario della prima telefonata di aiuto di Patrizia Cormos al 112. Nonino, attraverso il suo avvocato, ha chiesto il giudizio immediato, saltando l'udienza preliminare. La procura ha presentato una lista di 53 testimoni, a cui se ne sono aggiunti 5 della difesa, tra cui l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, l'attuale direttore della Sores Giulio Trillo e il precedente Amato De Monte. Le famiglie delle vittime si sono costituite parte civile nel processo e saranno tutelate dall'avvocato Maurizio Stefanizzi, che ha depositato l'atto di costituzione indicando anche il risarcimento danni nella misura complessiva di 3.700.000 euro, citando in solido il Ministero dell'Interno per i Vigili del Fuoco e l'Agenzia regionale della Sanità per l'infermiere Michele Nonino. Il 2 dicembre toccherà ai Vigili del Fuoco Andrea Lavia, Luca Mauro ed Enrico Signor, accusati dello stesso reato di omicidio colposo plurimo, che compariranno davanti al giudice Daniele Faleschini Barnaba. Anche loro, tramite i legali Stefano Buonocore per Lavia e Signor e Alfonso Mangoni per Mauro, hanno chiesto di saltare l'udienza preliminare e andare subito a giudizio. Ed è arrivata anche per loro la costituzione di parte civile delle famiglie, come fa sapere l'avvocato Buonocore. L'importo è lo stesso e non poteva essere altrimenti. Buonocore riferisce che si tratta di una iniziativa che attendevamo, in quanto fisiologica per vicende di questo tipo. Tale adempimento non muta la nostra posizione nella strategia difensiva rispetto agli addebiti mossi dalla Procura della Repubblica. Pur essendo partiti separatamente i 2 procedimenti, è quasi certo che le udienze del 17 novembre e 2 dicembre saranno le uniche del processo diviso in 2. Il pubblico ministero o i giudici potrebbero chiedere la riunificazione dei fascicoli e continuare il processo per tutti con Qualizza o Faleschini Barnaba. Lunedì se ne saprà di più. Prima abbiamo parlato di furti nel Vicentino e parliamo ancora di furti e di incursioni nel Trevigiano ed esattamente nel quartiere di San Liberare a Treviso, dove cresce la tensione tra incursioni notturne e aggressioni diurne. I residenti vivono con la costante sensazione di non essere più al sicuro. Lei è terrorizzata? Molto.
Molto, perché di situazioni così se ne sentono veramente da mesi e questo preoccupa non solo me ma tantissimi altri che vivono qui, sono residenti soprattutto a San Liberale. La signora Cristina, nome di fantasia, preferisce rimanere anonima, è visibilmente impaurita. Le sue parole descrivono con lucidità il clima di terrore che si respira nel quartiere San Liberale. Residente da molti anni nella zona, racconta di non sentirsi più al sicuro a causa di una banda di giovani che, composta da 2 o 3 elementi, secondo le testimonianze, compie furti nei garage dei condomini. I furti continuano ormai da tempo e questo mette ansia a molte persone. Uno degli ultimi furti è accaduto proprio qui vicino. Sì, è accaduto qui in via Mantiero lunedì intorno alle 8:50 di sera all'interno di un garage di una moto, di una Ducati Monster S4R. A poca distanza dove hanno rubato la moto è stato ritrovato un cacciavite, probabilmente utilizzato per lo scasso o come arma impropria nel caso in cui i ladri fossero stati sorpresi. La polizia, dopo aver parlato con i residenti, conferma che il gruppo è considerato pericoloso. Secondo gli investigatori, infatti, i suoi componenti si aggirerebbero armati durante le incursioni notturne. C'è un sospettato, ha delle denunce. Sì, c'è molta paura, anche perché da residente nessuno si sentirebbe di andare contro queste persone proprio per il fatto che non sappiamo con cosa girano. Giovani armati che di notte compiono furti e bulli che di giorno offendono e attaccano. La situazione sta esasperando molti abitanti del quartiere. Hanno cominciato all'inizio vicino alla trattoria al Perbacco e poi sono portati in via Sicilia, via Toscana e diversi palazzoni e portando via un po' di tutto, da trapano, dalla sega circolare, il compressore. Ma certamente che siamo esasperati. Non si può andare avanti in questa maniera. È una vita che ti impongono di paura, di timore, perché non sai mai se entrano addirittura a casa tua. Hanno aperto, rubato in tutti i garage del quartiere ormai. Non riusciamo a capire se si tratti di gente del quartiere oppure che vengono da fuori. Ai residenti, oltre a contattare le forze dell'ordine in caso di necessità, non resta che rafforzare i serramenti e installare sistemi di videosorveglianza. Io ho consigliato a molti di mettere magari qualche telecamera nei punti focali in maniera anche da identificare queste persone. I ladri in azione anche a San Biagio di Callalta. In appena mezz'ora hanno messo a soqquadro la camera da letto, rubati ori e risparmi dei figli dei proprietari. Ieri sera alle 17:15 sono uscita, che ho accompagnato la ragazza che aveva un impegno, sono andata a prendere mio marito al lavoro, il figlio che aveva un altro impegno, tempo mezz'ora e abbiamo trovato la porta spalancata, i cani fuori. I vicini hanno sentito i cani abbaiare in un modo strano, hanno buttato un occhio ma non hanno visto nessun movimento, tra l'altro non sapevano che eravamo via. Abbiamo trovato la camera devastata praticamente. Un copione che ormai si ripete non appena scende l'oscurità. Nella Marca, sotto assedio dei ladri, l'ennesimo furto in via Postumia Est a San Biagio di Callalta. Ad essere presa di mira una villetta, i proprietari probabilmente tenuti d'occhio dai malviventi arrivati e fuggiti dai campi retrostanti l'abitazione, strappato anche un faro con sensore di movimento per non essere visti mentre entravano in casa. Hanno portato via un po' di oro e i risparmi dei ragazzi che avevamo da parte, le mance delle feste varie. Rabbia e amarezza per la proprietaria, ma anche il sollievo che i 2 figli non fossero in casa. Anche perché a volte capita che c'è la ragazza chiusa in camera a studiare da sola, fatalità ieri era via. Cioè, dico, nel male è andato bene per quello che non c'era nessuno in casa. Rimaniamo nel Trevigiano, il caso del bullo che terrorizza un'intera classe a Conegliano. Nel pomeriggio di ieri si è tenuto un incontro tra genitori, scuola, comune, ufficio scolastico. La cautela è massima. Sul tavolo c'è una prima proposta formulata dal comune che prevede il coinvolgimento di uno psicologo e di un educatore, ma dall'esterno emergono dei particolari. Il minore era già diventato un caso nel paese di provenienza. Se i genitori daranno l'ok, questa proposta potrà partire praticamente subito. Un educatore, uno psicologo all'interno della classe, sempre, ripeto, quando la scuola riceverà l'ok da tutti i genitori, una volta che presenterà la proposta.
2 professionisti specializzati nelle dinamiche di classe, è questa la proposta operativa del Comune di Conegliano per far fronte al problema sollevato dai genitori di una scuola elementare cittadina che nelle scorse settimane avevano denunciato pubblicamente con tanto di sit-in la loro esasperazione per la presenza nella classe dei figli di un bimbo fuori controllo, aggressioni fisiche, calci, pugni, insulti, riferimenti sessuali, un incubo che ha portato le famiglie a scendere in strada. A distanza di qualche settimana il problema non sarebbe rientrato, i contatti sono continui. L'amministrazione in questo momento sta collaborando appunto con la scuola per mettere in campo questa progettualità che è svolta, si sta mettendo in piedi assieme con la collaborazione del progetto Giovani e prevede una serie di attività per la coesione del gruppo classe, quindi per dare un aiuto alla coesione del gruppo classe. Ma il clima resta pesante, tanti genitori ancora esasperati, la sensazione diffusa è che le stesse istituzioni, per quanto impegnate a partire dal Comune, abbiano le mani legate. Intanto spuntano articoli di stampa estera, il minore era già noto alle cronache del paese di provenienza, tanto da diventare anche lì un caso mediatico per atteggiamenti decisamente sopra le righe, vessazioni sui piccoli compagni di classe, violenze sia fisiche che verbali. Vista l'età, la cautela è massima. Chiunque chieda di incontrarci, sia me che il sindaco, noi siamo assolutamente disponibili, l'abbiamo già fatto sapere a tutti. Quindi noi siamo disponibili a incontrare chiunque. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio, siamo quasi al termine, è stata inaugurata alle 17:30 dopo il vernissage la mostra evento da Picasso a Van Gogh a Treviso, la presentazione al Museo di Santa Caterina con la platea delle grandi occasioni, l'esposizione curata da Marco Goldin e promossa dal Comune di Treviso con linea d'ombra porta per la prima volta in Europa oltre 60 opere provenienti dal Museo di Toledo nell'Ohio, prestigiosa istituzione americana nata alla fine dell'Ottocento è divenuta uno dei centri più importanti per l'arte del Novecento. Dunque l'apertura al pubblico è oggi, questi gli orari, da martedì a giovedì 9-18, da venerdì a domenica 9-19. E questa era la nostra ultima notizia, vi ricordo Focus TG che ricomincia da lunedì sempre alla stessa ora, a me non rimane che salutarvi e ringraziarvi. Grazie, arrivederci.